Il 2019 è stato l'anno della svolta per il Cycling Team Friuli. Il sodalizio del presidente Roberto Bressan è l'unica squadra del Friuli Venezia Giulia nel circuito semiprofessionistico Continental. Per i neofiti di due ruote, la terza categoria del ciclismo mondiale dopo il World Tour dei fenomeni e il Professional. Alla fine della stagione 2018, il front office bianconero ha deciso di fare il salto nella nuova categoria, affrontando non pochi rischi dovuti al livello tecnico ed agonistico più elevati di quello che si troverebbe a correre le corse Elite o Under 23 in Italia, oltre a spese superiori, trasferte più lunghe e le tante incognite dovute ai frequenti viaggi in paesi stranieri. 12 mesi dopo, i risultati archiviati nel 2019 dal Cycling Team Friuli sono stati a dir poco esaltanti. Vittorie di prestigio, piazzamenti di rilievo nelle principali corse internazionali Under 23, le convocazioni in maglia azzurra di tanti bianconeri, sia su strada sia su pista, finanche il passaggio tra i professionisti di altri due giovani virgulti. Proprio la partenza di Nicola Venchiarutti e Mattia Bais verso la Androni Sidermec, squadra professionistica, arrivando al livello di Alessandro Pessot, che è già da un anno alla Bardiani, e poi di Matteo Fabbro, passato proprio in questi giorni alla Bora Hansgrohe del fenomenale Peter Sagan dopo 2 anni alla Katusha Alpecin, sono tutti dati che riportano la scuola bianconera ad acquisire lo status di produttrice di talento vero, attività iniziata già nel decennio precedente con il lancio tra i professionisti di Alessandro De Marchi. Ma la decisione era già nell'aria da un paio di anni. Il livello nostro è salito talmente tanto che non potevamo più rimanere nella fascia dilettantistica. Chiaro che abbiamo dovuto fare dei sacrifici per poter aumentare il budget e siamo riusciti a fare questo tipo di scelta, insomma. Noi che facciamo i salti mortali ci vogliono almeno 350.000 euro. Chi invece, i nostri colleghi di altre società, diciamo più blasonate, non di risultati ma più blasonate che sono nel tempo, sono state sempre guida nella federazione, nel nostro ambiente, si parla di più di oltre $500.000 di euro. Ma magari cominciamo dall'inizio con la vittoria alla Popolarissima, che è stata la prima vittoria importante sia per me, ma soprattutto per la squadra, che si è affermata con questa nuova licenza UCI Continental. Ma sicuramente ogni anno si cerca di fare il meglio e si spera sempre di essere competitivi in quasi tutte le gare, insomma, il maggior numero di gare possibili. Poi è sempre difficile riuscire ad ottenere quello che si spera e quello che si vuole. Quest'anno io ci sono riuscito con l'appoggio di tutta la squadra ed è stata veramente un'annata molto importante per me. Ma il 2019 è stata una stagione fantastica per me e ho ottenuto diversi risultati nelle gare internazionali e subito nelle gare internazionali in Italia in primavera, e successivamente è arrivata quella che è stata un po' la ciliegina sulla torta di questa stagione, vale a dire il podio al Tour dell'Avenir con la maglia della nazionale. E niente, infine è arrivata a fine stagione la convocazione ai campionati del mondo nello Yorkshire, e quindi sì, è stata una stagione fantastica, non mi sarei mai aspettato tutti questi risultati e questa costanza durante tutta la stagione, e di questo devo ringraziare il Cycling Team Friuli e il CTF Lab, che mi hanno preparato perfettamente, mi hanno sempre messo nelle migliori condizioni durante tutta la stagione. Io sono arrivato al CTF che da juniores avevo vinto 3 gare, quindi diciamo che Andrea Fusaz e tutto il CTF Lab mi hanno fatto fare un salto di qualità in 2 anni, mi hanno migliorato moltissimo come atleta, mi hanno fatto crescere molto, e credo che oltre alla preparazione anche il calendario che facciamo come squadra abbia giocato un ruolo fondamentale in questo mio percorso di crescita. Nicola Venchiarutti, capace di 3 vittorie importanti nel 2019, e Giovanni Alleotti,
una vittoria e soprattutto il secondo posto al Tour de l'Avenir, rappresentano due dei principali attori della stagione del Cycling Team Friuli, e ha scoperto anche la poliedricità di Jonathan Milan, nipote, figlio e fratello d'arte, espressione di una cultura sportiva che in famiglia lo ha spinto a intraprendere l'attività di ciclista. No, parliamo anche di qualcos'altro ovviamente, però guarda, ormai è passione, ovviamente è trasmessa dal papà fin quando ero piccolo. E cos'altro? Quindi sì, abbiamo questo nel sangue, insomma. No, guarda, io ho avuto mio papà che faceva bici, no? Ho fatto ciclismo per svariati anni e non è che io ho scelto di mia spontanea volontà di intraprendere questo sport. Anche quando praticamente nelle categorie giovanili ho provato anche altri sport come judo, nuoto, karate, anche tennis, ne ho provati molti per essere sicuro di quello che devo affrontare. I sacrifici sono enormi, tutti quanti noi chiudiamo i rubinetti il più possibile per poter rimanere a questi livelli, per poter fare quello che è stato costruito in questi anni qui. Abbiamo dovuto fare talmente tanti sacrifici e i salti mortali tutti i giorni, compreso anche i corridori, perché anche i corridori sanno molto bene che venendo in una società come la nostra non possono ambire a dei compensi alti come possono essere in altre società. Qui c'è un altro modo di pensare ciclismo, non perché lo dico io ma lo dicono gli altri. Stiamo diventando un po' il faro di questo ambiente, no? Sia del settore dilettantistico ma anche della fascia continental, perché abbiamo in pochi anni abbiamo fatto un salto di qualità, ma andando con punti ben precisi, perché noi non siamo andati a cercare i corridori più forti, abbiamo cercato di costruire la struttura, preparatori, materiali, allenatori, massaggiatori, direttori sportivi, quasi tutti i ragazzi che uscivano dalla nostra società, che hanno voluto investire su loro stessi e sono diventati dei preparatori, per esempio come Fusaz, come Baronti o come Alessio Mattiussi, che sono diventati veramente importanti. Questi hanno fatto sì che la nostra società sia diventata una delle migliori, forse in quest'anno come risultati la migliore in senso assoluto, perché non abbiamo le vittorie di una Fior, ma i nostri piazzamenti o le nostre vittorie sono solo di gare internazionali, e solo pensare al secondo posto del Tour dell'Avenir di Aleotti è qualcosa di eccezionale. Non so quanti anni in Italia non avevamo un risultato del genere. Sinceramente non avrei mai immaginato di ottenere un risultato del genere e tantomeno di partecipare al Tour dell'Avenir, quindi credo che questo valorizzi ancora di più il lavoro che abbiamo fatto con la squadra e appunto questo percorso e questo miglioramento che ho avuto in 2 anni insieme al CTF Lab. Sì, il momento più bello personalmente, come ho detto, è stato il Tour dell'Avenir con la squadra, invece probabilmente è stato la vittoria a San Daniele, perché per la squadra è un po' la gara di casa e c'erano tutti i componenti dello staff e quindi a maggior ragione è stata una vittoria molto bella. E invece forse il momento un po' negativo è stato quest'anno al Giro d'Italia Under 23, dove a causa di diverse cadute non sono riuscito a esprimermi al meglio e non come speravo. Cultura del lavoro, attenzione ai dettagli, impegno quotidiano e rapporto personale con gli atleti. Il CTF Lab del professor Andrea Fusaz è cresciuto di pari passo negli ultimi anni con il Cycling Team Friuli, tanto che ora è il segreto, invero conosciuto da tutti gli addetti ai lavori, dei risultati ottenuti dai giovani bianconeri.
Ah, guarda, te lo dico tranquillamente, l'intuizione è di Renzo Boscolo. Renzo Boscolo, quando noi abbiamo fatto il salto di qualità, è stato il punto fermo è stato costruire questo CTF Lab, che è una società a parte, anche se assomiglia molto alla nostra, ma è una società singola, no? Pertanto Boscolo ha voluto costruire questo laboratorio mettendo a lavorare Fusaz e costruendogli un qualcosa di addosso che nel tempo è cresciuto con noi e insieme. I nostri atleti sono stati i primi atleti, le prime cavie, no, di questo laboratorio ed ha funzionato, è funzionato alla grande, e questo è il merito e viene anche riconosciuto perché in questo momento il CTF Lab ha tutta una serie di clienti del ciclismo sia professionistico sia dilettantistico e anche femminile. Sì, io sono iscritto alla facoltà di Scienze Motorie all'Università di Ferrara e sono al secondo anno. E sì, io credo che sia molto importante studiare, quindi diciamo che durante l'inverno mi concentro più che posso sullo studio e cerco di dare la maggior parte degli esami durante l'inverno in modo da essere un po' più libero durante la stagione. Ma sì, io mi sono trovato subito bene in Friuli perché ho trovato una seconda famiglia, posso dire, e persone fantastiche che non mi hanno mai fatto mancare niente dal punto di vista ciclistico e non, quindi posso solo ringraziarli. Ma un punto di riferimento per tutti noi del Team Friuli credo sia Alessandro De Marchi, del quale ammiriamo tutti la professionalità e la professionalità di Alessandro, e invece credo che un idolo ciclisticamente parlando sia per me Philippe Gilbert, del quale ho sempre ammirato i risultati e il modo in cui ha vinto le corse. Ma sono stati secondo me anche fondamentali, soprattutto Alessandro De Marchi, che già quando ero nella Buiese lui era già con Landroni, quindi era già professionista, e è sempre stato un qualcosa che mi ispirava, ecco, diciamo, e quindi mi ha aiutato molto anche come persona e come atleta. Sì, sicuramente io vengo da Osop, che è un paesino piccolo, e quindi tante persone mi tifavano già, e adesso ancora di più, e io sono molto orgoglioso anche di rappresentare Osop un po' nell'Europa e anche nel mondo. Ma il mio grande sogno era quello di diventare professionista, e adesso che ci sono appunto qualcosa più in grande, e di sogni non realizzati non ne ho. Io allora ho iniziato a far pista da junior primo anno ancora, vincendo l'inseguimento individuale. Sì, campionato regionale, l'inseguimento individuale. E poi da junior secondo anno ho mollato un po' perché erano problemi fisici e tutto. Poi quest'anno mi ha riscoperto, diciamo, un po' Roberto, spronandomi ad andare in pista. Ho fatto qualche ritiro con la nazionale, ma Marco mi ha visto che potevo essere un buon futuro corridore, diciamo. Sì, Marco Villa, scusa. E quindi sono entrato in questo giro della nazionale. No. La pista comunque per me è divertimento, e divertirsi allo stato puro, cioè io mi diverto un sacco quando faccio l'inseguimento individuale con la squadra, per me è puro divertimento. E comunque si sa che fare anche pista non è sbagliato, anzi dà un colpo di pedale che non è da tutti. Non è.
Allora, penso che questa annata non sia stata fatta da momenti brutti, insomma. Comunque, momenti più belli è stato quello dell'Europeo, l'ultimo Europeo d'Elite, su pista, che comunque sì, la delusione per l'accaduto, però era comunque un pelo di felicità che colmava il tutto. E comunque sì, sapevo quello che ero riuscito a dare e quello su cui potevo migliorare. Il momento più brutto non ce n'è stato, non penso che ci sia stato un momento brutto. Ce ne sono tanti di obiettivi, penso che comunque sia portarmi a casa almeno una vittoria, se non di più, e niente. Sì. Una vittoria. Ad esempio una popolarissima, o comunque punterò molto all'Adriatica, al trofeo Adria Mobil, che l'anno scorso, sì. Sì, quest'anno la popolarissima è terminata in un modo un po' strano, perché è arrivata una fuga di 25 corridori, quindi non c'era tutto il gruppo compatto a disputare lo sprint finale. E io mi ero inserito nella fuga decisiva, e poi la volata stavo bene, l'ho presa di testa e nessuno mi ha rimontato. Sì, diciamo che sono molto veloce, però preferisco le gare un po' ondulate con degli strappi, che arriva un gruppetto ristretto rispetto agli arrivi proprio piatti così. Però stavo bene quel giorno lì e comunque diciamo che le volate le so fare, ecco. Sono passati talmente tanti anni che non potrei nemmeno paragonare il mio ciclismo con quello d'ora. Nei sacrifici sì, ma nel resto assolutamente no, non c'è paragone, non è nemmeno pensabile. Il ciclismo ha fatto talmente dei passi da gigante, negli ultimi anni ancora di più, sempre più veloce, pertanto ci dobbiamo sempre inventare qualcosa di nuovo e adeguare al sistema moderno. Tutti quanti hanno un ruolo ben preciso e tutti sono liberi di scegliere e di fare hanno il loro compito, pertanto io non vado mai a intaccare le problematiche dei miei tecnici, anche dei miei massaggiatori, tanto per dire. Quindi tutti hanno la propria responsabilità. Dove c'è da intervenire intervengo, ma è difficile che io intervenga, perché sono tutta gente molto brava, sono ragazzi molto intelligenti, quindi i problemi si risolvono nel più breve tempo possibile. L'obiettivo che si pone adesso il Cycling Team Friuli è quantomeno quello di rimanere ai livelli raggiunti nel 2019. Con 2 atleti in uscita verso il professionismo c'è da calibrare bene le scelte. Allora, noi pensavamo che il ciclo di questi atleti finisse nel 2020. La realtà è che Bais è arrivato un po' in ritardo ed ha firmato quest'anno dopo un anno che è andato così, però ce l'ha fatta, mentre un ragazzo come Venchiarutti o lo stesso Aleotti sono arrivati molto in anticipo. Io Venchiarutti pensavo che rimanesse ancora un anno nella categoria, in realtà lui quest'anno ha fatto un salto di qualità incredibile e quindi è giusto così, ma noi abbiamo già nella nostra testa quelli sono gli obiettivi dei nostri prossimi atleti. Ti posso dire che la squadra è stata fatta per metà costruita su Giovanni, con gli atleti nostri vecchi e facendo un paio di innesti nuovi, e poi abbiamo dovuto pensare già al futuro, perché non possiamo pensare di partire da zero oppure da sotto zero, dobbiamo riniziare un ciclo con i giovani. Anche qui abbiamo pensato di prendere dei ragazzi importanti sì, ma non troppo, in modo di poter gestire le nostre forze economiche, ma lo sappiamo che nel salto di categoria chi lavora bene, e lo dimostra Venchiarutti, lo dimostra anche lo stesso Aleotti, lo dimostra Fabro, lo dimostra Pessot, che chi lavora bene può ambire al professionismo.
Ma diciamo, è la conseguenza di tutto quello che è nato per la società dilettantistica. Poi si sono avvicinati una serie di persone che hanno voluto condividere e costruire con noi, diciamo, dei satelliti, no? Delle categorie. Quindi abbiamo una categoria dei giovanissimi che è seguita da alcuni direttori, il settore amatoriale che funziona per conto proprio, e la pista che è una cosa innata nostra e pertanto è tutta una conseguenza del nostro lavoro. Se tu pensi che abbiamo più di 100 persone in società e io forse qualcuno nemmeno lo conosco. Sì, io ho iniziato da G1 con la Buiese, la squadra lì vicino casa, Buia, e ho fatto giovanissimi esordienti allievi a Buia. Poi dopo sono andato alla Danieli di Butrio e ho fatto 2 anni juniores e poi sono arrivato qua al Cycling Team Friuli. Dal prossimo anno correrò con Androni Sidermec. Beh, sicuramente il passaggio al professionismo è un sogno che si avvera e comunque voglio crescere ancora e voglio far vedere quello che già ho un po' dimostrato, voglio confermarmi, ecco. A me personalmente piacerebbe essere protagonista al Giro d'Italia Under 23, che è un po' la corsa più importante per Under 23 insieme al Tour dell'Avenir, quindi riuscire ad essere protagonista e rifarmi dalla sfortuna avuta quest'anno per me sarebbe un gran risultato. Beh, il mio obiettivo primario per la pista adesso sono gli europei Under 23, sempre in inseguimento individuale, e chi lo sa se ne arriveranno altri primi, come potrebbe essere il mondiale o qualcosa del genere. Anche sì, meglio insomma, se ne arrivano altri. Sì, tutti i momenti in bianco e nero per me sono stati molto belli, ma un momento in particolare è il secondo posto l'anno scorso dietro a Fortin, alla Diramobil, e da lì forse ho capito che lavorando sodo e credendo in quello che facevo potevo raggiungere grandi livelli. Prossimo step, se ci fossero i soldi si potrebbe pensare a un prossimo step, ma non ci può essere, perché possiamo solo migliorare i risultati che abbiamo fatto nel 2019. Nel 2020 vorremmo, almeno ci proveremo a vincere un grande giro. Un grande giro non vuol dire il Giro del Friuli, vuol dire il Giro d'Italia o il Tour dell'Avenir, dove il Giro d'Italia quest'anno è andato bene con una tappa come Chiarutti, il Tour dell'Avenir il secondo con Aleotti, però vincere un Tour dell'Avenir e un Giro d'Italia sarebbe importantissimo. Il fatto di poter fare un ulteriore step diciamo nelle fasce professionistiche è molto difficile, perché con la riforma del ciclismo succederà in 2 o 3 anni che le fasce continental entreranno le fasce professional entreranno nella fascia continental, pertanto non ci saranno più 3 fasce, è molto probabile che ci saranno 2 fasce. Continental la nostra, quindi da noi arriverà l'Androni, arriverà magari, che ne so, altre società italiane che sono della fascia professional, e la World Tour. Se la World Tour cominci a spendere 20, 25, 30 milioni di euro, sì, è praticamente un sogno il nostro. A noi basta questo, noi dobbiamo e pensiamo di costruire atleti che poi possano, atleti chiaramente friulani e non, ma soprattutto friulani, che possano poi diventare dei grandi corridori. No, io non faccio fioretti, guarda, non se ne parla proprio. Questo è un obiettivo normale per un atleta come Milan, quindi lui deve partire, se parliamo di Milan, perché potremmo parlare di tanti altri, no? Aleotti deve vincere un giro importantissimo,
anche se ha il contratto in tasca ma lo deve vincere. Ma uno come Milan ha degli obiettivi che secondo me hanno dell'assurdo per certi tipi di atleti, ma non per lui, perché lui è il talento vero, il talento puro, quello che ad esempio, senza sminuire, altri atleti come Venchiarutti o come lo stesso De Marchi sono atleti di altissimo valore, ma si sono arrivati lavorando, mentre per Jonathan è più facile perché lui è nato così, e quindi per lui è più facile. Se lui riuscirà a capire che per fare il ciclista ad altissimo livello serve lavorare come può lavorare un Venchiarutti o un De Marchi, secondo me può arrivare dove è impensabile, per come sono io, insomma, per come la penso io.